Ecco la sorridente e bellissima avvolta nel vessillo di San Marco. Anna Zonta, 28 anni, studentessa di Borso del Grappa, è uno dei simboli delle donne venete del calendario realizzato da Raise Venete per raccogliere fondi in favore delle popolazioni della riviera del Brenta devastata dal tornado dell'8 luglio scorso. Volto simbolo della bellezza veneta con la pelle nera, perché Anna, originaria dell'Uganda, è stata adottata quando aveva 8 anni da una coppia trevigiana ed ora è orgogliosa di rappresentare quella che considera la sua terra. Mi sento al 100% veneta. Io sono originaria dell'Uganda, però essendo cresciuta da genitori veneti e ovviamente ho acquisito la cultura veneta e ad oggi posso totalmente ritenermi appartenente a questa identità che ritengo mia e di tutte quelle persone che nascono qui. Liceo a Bassano, Università a Padova, Anna sta per laurearsi in giurisprudenza con una tesi proprio sullo ius soli e condivide appieno lo spirito che ha portato alla realizzazione del calendario, lontano da qualsiasi messaggio politico. Vogliamo promuovere quei messaggi di pace, di libertà, di identità che lancia questa bandiera, la bandiera di San Marco, una delle poche al mondo, l'unica al mondo, che c'è scritto la parola pace chiaro e bene impresso. E così, simbolo del Veneto, diventano anche altre 11 ragazze. Una esibisce orgogliosa il pancione avvolto dal glorioso gonfalone di San Marco. Il calendario sarà distribuito nelle edicole da fine novembre. Anna sorride, orgogliosa, sperando che l'iniziativa possa portare un contributo importante alla gente della Riviera, gente veneta che parla dialetto proprio come quello che le ha insegnato la nonna. E siccome ella parla solamente il veneto, anche a me mi adeguo.